Mini volley con Babbo Natale è diventato un appuntamento classico a Padova prima del Natale. Quest'anno su 5 campi diversi, 1500 bambini, accompagnati dai loro genitori, hanno passato il pomeriggio assieme. Quest'anno diciamo che abbiamo avuto un po' un boom, nel senso che abbiamo, come l'anno scorso, 4 feste, nell'Alta, nella Bassa, nel centro e nel Piovese. Però la dimensione è maggiore perché abbiamo dovuto aumentare il numero dei campi per rispondere alla richiesta delle società. Anzi, qualcuna non ha potuto partecipare a questa e è stata organizzata una quinta festa, così un po' rapidamente, grazie alla disponibilità dell'ESE della Don Bosco, e si sta svolgendo quindi anche una quinta festa. La particolarità dei concentramenti di mini volley è che i genitori trascorrono il pomeriggio con i figli. Questo sicuramente. Io negli ultimi anni ho visto che non è solo un portare i figli in palestra per ricavarsi un'ora e mezza di riposo per i genitori. C'è proprio la voglia di portarli perché crescano assieme agli altri bambini, e il fatto che i genitori vengano a portarli alle manifestazioni vuol dire che è una cosa che tutta la famiglia sente e che ritengono importante per i bambini, questo sì. Quest'anno, tra l'altro, il Comitato di Padova ha voluto unire un messaggio di solidarietà a questo tipo di eventi. Tutti i bambini che parteciperanno da oggi in poi a tutti i concentramenti di mini volley, sia di Babbo Natale che no, porteranno €1 per aiutare i loro amici meno fortunati. Non solo loro, ma anche tutti quelli che andranno a organizzare dei tornei di qualsiasi categoria. Il contributo di diritto di segreteria per l'autorizzazione lo verseranno in questo conto. In questo conto chiunque vorrà potrà darci una mano. Più di 1.700 euro sono stati devoluti alla Città della Speranza, il centro di ricerca sulle malattie neoplastiche infantili. Legare l'attività dei più piccoli all'aiuto di altri piccoli che non stanno meglio, secondo me è una delle cose, passatemelo, istituzionali che delle federazioni o enti dovrebbero fare, perché tanti possono fare sport, tanti devono divertirsi a vedere gli altri che fanno sport. Questo non è il solito fare l'appello, non solo noi possiamo aiutare questi ragazzi, e fargli capire che con tanto poco, ma tutti assieme, possiamo fargli avere tantissimo. Ma veniamo al fatto sportivo per capire nel dettaglio come si è svolto il pomeriggio nei 5 campi allestiti nella provincia. Ci sono degli spazi in cui ci sono dei giochi veri e propri, alcuni con caratteristiche, chiamiamole propedeutiche al gioco della pallavolo, ma altri invece sono di giochi puri, perché noi pensiamo che il mini volley è un gioco e deve conservare queste caratteristiche e anzi le deve esaltare, diciamo. E quindi i bambini fanno delle battute, fanno delle ricezioni con dei cerchi, ma anche pescano dei pesci attraverso una piccola calamita, cercano di colpire una palla e buttare giù dei birilli. Insomma, abbiamo combinato gesti, chiamiamoli tecnico-sportivi, con gesti invece di puro gioco. Poi, dopo questa prima fase, c'è una seconda fase nella quale invece giocheranno a palla rilanciata, a mini volley di primo, a mini volley di secondo livello, a seconda della capacità di gioco che è rapportata fortemente anche all'età. E da seguire ogni esercizio, a dirigere ogni campo, c'erano gli allenatori del mini volley, veri e propri educatori. Beh, innanzitutto cerchiamo di dare entusiasmo in palestra, vengono per divertirsi fondamentalmente. Imparare a giocare a pallavolo, mini volley è una cosa molto semplice, però quello che diamo è tanto entusiasmo e che loro ci ritrasmettono soprattutto nelle manifestazioni che andiamo a fare. Abbiamo giocato e abbiamo vinto tante caramelle, e adesso invece inizia le vere partite e ci siamo molto divertiti.